Il presidente del Veneto, Luca Zaia, torna nella sede della Protezione Civile di Marghera e a 70 giorni dalla riapertura totale delle attività economiche sottolinea come la Regione in questo periodo non abbia mai smesso di fare tamponi. I tamponi li abbiamo sempre fatti, d'estate, d'inverno, pioggia, vento, sole, quindi che mai a qualcuno venga il dubbio che abbiamo diminuito i tamponi, che non si fa più tamponi e altre minestre del genere. Un altro segnale incoraggiante è quello che viene dai ricoverati in ospedale, scesi da oltre 500 a 114, ma in particolare dall'occupazione delle terapie intensive. Le terapie intensive il 18 maggio erano 51 persone ricoverate, oggi sono 6, tutti e 6 negativi. Passando invece ai temi che destano preoccupazione, prima di tutto c'è quello dei focolai di Covid-19. Oggi abbiamo 38 focolai esistenti in questo momento. 19 autoctoni, domestici, casalinghi, definiamoli così, cioè de casa, nostri, e 19 allottoni, cioè importati, stranieri. Ecco allora l'appello forte a non abbassare la guardia. Non bisogna abbassare la guardia. E sfido chiunque a dire che questa amministrazione abbia tenuto altre condotte. Le uniche indicazioni, con tutto aperto, perché non c'è più nulla di chiuso, dal 18 maggio di fatto è accaduto questo, è solo l'uso della mascherina nell'assembramento in luogo chiuso e l'igienizzazione delle mani. Oggi clinicamente diciamo che l'impatto del virus sugli ospedali non c'è. Ora l'impatto del virus è diverso, il 70% dei positivi è asintomatico e l'età media calata da 60 a 40 anni. Zaia spinge per il riconoscimento del tampone rapido in vista di una possibile ripresa del virus con l'autunno.